È veramente molto molto complicato perché non c'è alcuna certezza, non sappiamo bene su cosa poter ragionare e quindi diventa veramente difficile lavorare in questo modo. Perdite inestimabili, non ci sono altri aggettivi per Marco Goldin, lo storico d'arte trevigiano, organizzatore della grande mostra dedicata a Van Gogh e ai colori della vita. L'evento, inaugurato a ottobre, che ha portato a Padova un centinaio di capolavori di fama internazionale del maestro olandese, di artisti del calibro di Gauguin e Francis Bacon, era già stato fortemente segnato fin dall'apertura, con gli ingressi ridotti a causa dell'emergenza sanitaria che aveva tagliato le presenze possibili di circa la metà. Ora la nuova ondata di Covid e l'impennata dei contagi ha portato alla chiusura fino al 3 dicembre di mostre e musei, un dramma per chi organizza questi eventi. È evidente che una mostra come quella di Van Gogh ha un costo multimilionario, tutto sulle mie spalle, mentre altre mostre costano infinitamente di meno, quindi non si può. Io so che ogni mese di chiusura costa di perdita quasi €500.000, solo a me, a linea d'ombra, e quindi è una perdita veramente terribile. Parliamo di costi di assicurazione, le opere hanno un valore inestimabile e poi la gestione dei prestiti e il sistema di sicurezza. La speranza è che a dicembre si possa riaprire e che ci sia una proroga della durata, dice Goldin. La chiusura di grandi mostre come quella di Van Gogh comporta perdite senza precedenti, senza contare quelle che si sono registrate con le mostre chiuse in anticipo a marzo durante il primo lockdown. Non dimentichiamoci che per quanto ci riguarda noi veniamo da 2 mesi di lockdown, avevamo una grande mostra in Palazzo della Gran Guardia a Verona che ci è stata chiusa l'ultima settimana di febbraio, non abbiamo potuto riaprirla perché poi le opere, quando il lockdown è finito a maggio, le opere dovevano comunque ritornare in Francia da dove venivano e in linea d'ombra ha già subito una perdita di oltre €1.000.000, quindi per noi questo 2020 è definirlo un annus horribilis è dire poco, insomma, per cui non so per quanto si possa eventualmente andare avanti in queste condizioni.